Tiene banco e continua a far discutere la scelta, diventata oramai un caso nazionale, del sindaco di Marcon, Matteo Romanello, di opporsi con forza alla decisione del Consiglio di Istituto di una elementare del suo comune di intitolare la scuola a Tina Anselmi, questione per la quale prende chiara e netta posizione anche il veneziano Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Cos'è che non convince il sindaco? Il fatto che Tina Anselmi sia stata staffetta partigiana, che ha combattuto per la nostra libertà? Oppure che sia stata la prima ministra donna della storia della nostra Repubblica? Oppure che sia stata colei che ha voluto il sistema di sicurezza sanitaria nazionale, il sistema sanitario nazionale, quello che consente a tutti noi di avere accesso a un servizio universale di intervento sanitario a prescindere dal reddito? Bizzarro che un sindaco interferisca con le autonome scelte di un istituto scolastico, dice sempre Ferrazzi. Oppure non la convince il fatto che sia stata voluta dal presidente Pertini come presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2. Francamente tutto questo è inaccettabile. Spero che il sindaco ritorni e ritorni velocemente sui propri passi.